Siamo dentro il Duomo di Messina. In questo momento le due finestre che sono sul prospetto del Duomo proiettano le loro luci quasi sull'altare in corrispondenza del transetto. Ecco le due ombre delle finestre alla stessa distanza dal colonnato. Toccano i primi gradini all'inizio del transetto. Sono l'ombra delle due finestre che si vedono qua sul prospetto del palazzo. Oggi è il 28 di settembre, siamo a una settimana dall'equinozio d'autunno, mentre da questa parte abbiamo l'ombra, il faro di il cerchio di luce prodotto da una finestra rotonda è proprio sopra il culmine dell'abside di destra. Più sopra c'è una finestra che corrisponde, sempre circolare, che corrisponde alla stessa altezza dell'altra. In questo momento siamo a settembre, quando il sole arriverà al solstizio, sarà ancora più basso e probabilmente la luce entrerà direttamente nella finestra rotonda da una parte all'altra. Il prospetto del domo ha anche altre due finestre laterali e qui c'è il riverbero della finestra di destra che è in asse praticamente, ecco, è scomparso in questo momento, è in asse con la finestra di fronte a noi. Il sole si sta spostando velocemente mentre la sagoma delle finestre continua a salire. C'è un'altra finestra circolare sul prospetto del domo, ma è coperta da una trave. In questo momento dovrebbe puntare sull'altare, ma non riusciamo a vederla perché c'è di fronte la trave che la nasconde. In questo Duomo di Messina si è salvato il grande apparato che è nell'abside centrale, dove c'era l'assise dei parroci
ecco tutte queste sedie che girano attorno all'abside. Era il Parlamento dei parroci di cui era costituita il vescovato. L'organizzazione della Chiesa fino al 1960 era strutturata sull'arcivescovato, sul vescovo e sul Parlamento sul parlamentino dei parroci. Nel 1860 questa struttura organizzativa venne cancellata perché la Chiesa siciliana, che era rimasta indipendente per 7 secoli, dal 1130 la Chiesa siciliana era indipendente, nel 1860 con la monarchia, con l'invasione della monarchia dei Savoia, la Chiesa siciliana perdeva l'indipendenza e veniva restituita al controllo, veniva consegnata al Vaticano, e questo è il risultato di quella restaurazione. Questo enorme baldacchino in stile Novecento, Liberty, con delle intrusioni neoclassiche, viene collocato nel mezzo dell'abside proprio per impedire la riunione del Parlamento dei parroci, che veniva quindi sospeso nel 1860. La struttura democratica dell'organizzazione della Chiesa in Sicilia veniva sospesa da questa invasione dei Savoia, e la Chiesa tornava, dopo 7 secoli, la Chiesa siciliana tornava sotto il controllo del Vaticano, e quindi anche i beni, che in Sicilia non erano di proprietà della Chiesa ma erano dei privati, venivano sequestrati dai Savoia, e questo innescò una serie di cause contro i re d'Italia per l'illegittimo sequestro dei beni che non appartenevano alla Chiesa ma erano di proprietà dei privati, perché le parrocchie venivano di solito assegnate ai figli delle famiglie benestanti, perché avevano il compito di mantenere i poveri, quindi dovevano essere dei parroci molto ricchi, perché nel loro circondario dovevano alimentare i bisognosi e dovevano aiutare i bisognosi. Ora stiamo uscendo dal Duomo. Ecco, ormai le ombre sono proprio ortogonali alla chiesa, si possono vedere qua. Il sole sta per scomparire dietro i palazzi, fra poco il sospetto del Duomo sarà in ombra, pochi minuti, sono le 5:15.
Questo è il famoso campanile, il più grande orologio astronomico del mondo, che una volta era alto 90 metri, adesso è 70 metri alla cuspide. Quello in alto è proprio l'ultima finestra, quella circolare, che proiettava la sua luce sull'altare, che proietta in questo momento la sua luce sull'altare.